Il comparto turistico regge ancora la crisi, con le località balneari veneziane che calano solo del 3,18% rispetto al 2012. Buona la stagione anche per il turismo culturale, la visita alla città d'arte ha registrato un aumento del 4% medio fra gli arrivi e le presenze, così come l'entroterra veneziano che ha mantenuto la media dell'anno precedente. Una stagione che non era partita sotto i migliori auspici, ma che ha retto comunque all'onda della crisi. Tutti hanno fatto il possibile, anche con le proprie mani, proprio per riuscire a attrezzare le nostre spiagge e una volta arrivato il bel tempo, il sole, ci siamo in qualche modo rifatti. Il mare in 4 mesi ha superato nuovamente i 20 milioni di presenze, siamo già oltre le 31 milioni di presenze da inizio anno a fine settembre per tutto il territorio e dobbiamo ringraziare particolarmente gli stranieri perché ormai 3/4 del nostro movimento turistico è fatto da stranieri. Con tedeschi e austriaci sempre in testa per numero di visitatori, incalzati da un sempre più frequente numero di visitatori russi, che prediligono in tutta Europa le spiagge veneziane come il Lido e il Cavallino. In alcune località ci sono stati dei veri e propri exploit, come per esempio il caso dei russi a Jesolo, che hanno fatto tornare il sorriso agli operatori. Tedeschi e austriaci comunque rimangono i turisti che maggiormente soggiornano nelle nostre località.